Dolcezze ben approdate nei Rex fornelli. Dopo la pastiera classica di riso, oggi andiamo a preparare insieme la pastiera di riso al cioccolato. Iniziamo subito con il realizzare la pasta frolla. Quindi andiamo a rompere 2 uova all'interno della ciotola, zucchero e mescoliamo. Io per fare la frolla, come vedi, solitamente inizio con i liquidi e poi mano a mano vado a incorporare gli ingredienti secchi. Per capirci non faccio la classica fontana. Aroma alla vaniglia, sale, metto un attimo da parte e amalgamo un cucchiaino di lievito per dolci, cacao amaro e farina e trasferisco il tutto nelle uova. Se ce l'hai ci sta benissimo anche la scorza grattugiata di un'arancia. A questo punto manca solamente il burro che io ho ammorbidito a temperatura ambiente per 15 minuti, così da poterlo lavorare meglio. Schiaccio inizialmente con il dorso del cucchiaio e lavoriamo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Se vuoi, per creare un contrasto cromatico, puoi realizzare una pasta frolla bianca, quindi ometti il cacao e poi invece il ripieno sarà al cioccolato. Io voglio farla proprio goduriosa e cioccolatosa, quindi anche la pasta frolla la sto facendo con il cacao. Pronto il panetto, lo andiamo a riporre in frigorifero avvolto da pellicola trasparente e intanto ci occupiamo del ripieno. Per prima cosa versiamo il latte all'interno di un pentolino e lo facciamo bollire, dopodiché ci versiamo il riso e lo facciamo cuocere. Il riso deve cuocere per all'incirca 30 minuti, si deve letteralmente asciugare il latte e il fuoco deve essere basso. Mi raccomando, giralo spesso per evitare che si attacchi. Quando il riso sarà diventato così ed avrà asciugato completamente il latte, andiamo ad aggiungere il cioccolato fondente. Così lo andiamo a sciogliere. Dopodiché lasceremo raffreddare il tutto. Mi sembra che sto facendo le barrette quelle ai cereali, non so se hai presente di quale sto parlando. Poi magari ti lascio la foto qui. Posto il tutto all'interno di una ciotola. Poi ricotta di mucca sgocciolata. Va benissimo anche la ricotta di pecora, non ci sono problemi. Sempre buono viene il dolce. 2 uova. Cacao e zucchero a velo setacciati, aroma all'arancia e sempre, se ce l'hai, della scorza d'arancia, e amalgamiamo per bene il tutto e la nostra farcia è pronta. Adesso assembliamo la pastiera. Riprendiamo la pasta frolla, ne tagliamo 3/4 e la stendiamo tra 2 fogli di carta forno. Stiamo creando il guscio della nostra pastiera. Rovesciamo all'interno di una tortiera che ho rivestito sul fondo di carta forno e sui bordi ho imburrato e infarinato. 1, 2 e 3. Versiamo il ripieno, rifiliamo il bordo e lo togliamo. E adesso con la restante pasta frolla formiamo le 7 classiche strisce della pastiera napoletana. Ti scriverò in descrizione nel commento in primo piano perché sono 7, quindi se sei curiosa vai a dare un'occhiata. Con la restante parte puoi decidere di farci delle decorazioni oppure, come nel mio caso, utilizzarla per realizzare dei biscotti. Andiamo a cuocere la nostra pastiera nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti.